Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati da Mattia Zanardo, un nuovo speciale qui sui nostri canali video di Veneto 1 e naturalmente sui 97 e 500. Parliamo quest'oggi di fumetti, di illustrazioni. Treviso per il 16° anno consecutivo, tra pochissimi giorni, tra poche ore potremmo dire, torna ad essere la capitale del fumetto e dell'illustrazione perché comincia, 16ª edizione, il Treviso Comic Book Festival, una rassegna che ogni anno porta nella nostra città mostre, grandi autori appunto di questi settori del disegno, dell'illustrazione e del fumetto, appassionati, migliaia di persone che vengono a visitare gli eventi, tanti eventi collaterali e le varie esposizioni, ma poi anche laboratori, workshop, la frequentatissima mostra a mercato dove si possono comprare, scambiare, vendere i vari albi e vedere anche le ultime produzioni, le autoproduzioni. Ne parliamo con due dei protagonisti dietro le quinte e anche sulla scena di questa rassegna, Alberto Polita, direttore artistico del Treviso Comic Book Festival, una delle menti, delle anime della rassegna. Ben trovato. Grazie buongiorno. Mattia, buongiorno a voi. E poi abbiamo qui Francesca Rizza che è in una duplice veste perché è innanzitutto illustratrice, è l'unica trevigiana in mostra nel programma di quest'anno con alcuni suoi lavori che poi chiederemo di spiegarci, di anticiparci un po', ma è anche parte del comitato organizzatore, diciamolo così, è tra i fondatori del collettivo Squalo Terrore, che appunto è un po' come dire il collettivo che è alla base del Treviso Comic Book Festival e appunto fa parte anche del comitato artistico ormai da diversi anni, quindi è anche lei al lavoro per organizzare tutta la rassegna. Benvenuta anche a Francesca Rizza. Grazie. Allora Alberto Polita, intanto tutto pronto? Abbastanza, dai, in questi giorni stiamo proprio allestendo le mostre, che sono 15 anche quest'anno, come sempre in 15 posti diversi del centro storico, che vanno dalle gallerie private ai musei civici, fino a entrare appunto in spazi inconsueti come i locali pubblici, insomma. 15 mostre di altissimo livello e stiamo soprattutto lavorando a una delle novità principali di quest'anno, che è la mostra mercato che quest'anno si terrà nei locali dell'ex Questura in via Carlo Alberto, un edificio chiuso da 8-9 anni che stiamo praticamente ripulendo e rimettendo in sesto, per la quale ringraziamo la società Carlo Alberto che ce l'ha concesso. E poi parleremo un po' di più di questo, che è una sicuramente delle chicche. Come ogni anno il Treviso Comic Book apre anche dei luoghi altrimenti chiusi, inaccessibili della nostra città, un ulteriore motivo per partecipare e per venire a questa rassegna. Però ecco, anche per ragioni insomma di galateo diamo anche spazio. Dicevamo 15 mostre, una di queste tra l'altro non l'abbiamo detto, ecco, riprendiamo subito, lo dicevamo giusto. Tra pochi giorni, infatti giovedì parte ufficialmente la 16ª edizione del festival, dal 26 al 29 settembre, quindi da giovedì a domenica prossima. 15 mostre, una di queste sarà E voi cosa ricordate di un film, con appunto protagonista Francesca Rizza all'Eden Café. Esatto. Parte il 26 come tutto il festival, però dopo va anche oltre la scadenza della rassegna, che dura naturalmente 4 giorni, poi però molte mostre proseguono, questa avrete tempo di visitarla fino al 5 novembre. Ecco, Francesca Rizza, cosa potremo vedere? Innanzitutto alcune tavole tratte dagli ultimi lavori. Francesca Rizza ha pubblicato di recente con case editrici prestigiose come Einaudi Ragazzi, ecco,
Cosa vedremo? Allora, la mostra sarà composta da 2 parti. La prima, appunto, come dicevi tu, Mattia, una parte in cui compaiono delle illustrazioni tratte dai 2 libri appena usciti. Il primo, Un libro da risolvere, edito da Inaudi Ragazzi. Facciamo inquadrare a favore di telecamera, così poi... E il secondo, invece, che è uscito a inizio settembre, è Greta e le altre, Un pianeta da salvare, con testi di Fulvia degli Innocenti, edito da 7-9 in questo caso. Quindi un po' di illustrazioni tratte da questi 2 libri, che sono i miei primi 2 libri, insomma, pubblicati da una casa editrice vera e propria. E poi invece una serie di illustrazioni che ho realizzato ad hoc per questa mostra. E infatti il titolo che è appunto E voi cosa ricordate di un film è un po' il titolo di questo progetto. È un progetto col Cineforum Labirinto, sì. Altra associazione, insomma, trevigiana. Esatto, che quest'anno celebra i 10 anni, e questi 10 anni li abbiamo passati assieme, nel senso che io ho sempre curato l'immagine e insomma ho pensato di dedicare una parte della mia mostra anche al Cineforum Labirinto. Quindi proprio ispirandosi ai film Sì. Proiettati in questi 10 anni. Esatto, alcuni film tratti, insomma, proiettati dal Cineforum in questi anni in rassegne o corsi che loro fanno abitualmente, e soprattutto i miei film preferiti. Svegliamone uno, insomma, qual è, Ok, cosa si potrebbe... Blade Runner sicuramente, c'è anche Alien, c'è... Che però sì, forse non sono i film, vedendo anche un po' il lavoro di Francesca Rizza, che ha questo tratto molto giocoso, se vogliamo anche in qualche modo così un po' volutamente infantile, insomma, Vero, richiama. Blade Runner, Alien invece andiamo su del horror fantascientifico. Sì, ecco. è una passione che ho da sempre, quella della fantascienza, dell'horror, del thriller, anche c'è un po' di Hitchcock. E poi nei disegni sì, sono un po' più tenera, diciamo. E quindi ci sarà anche questo connubio Sì. che sarà interessante scoprire, connubio anche poi su temi invece, tornando alle 2 pubblicazioni di grande attualità, Sì. Appunto l'ambiente, i cambiamenti climatici, Greta Thunberg, il movimento Friday for Futures, insomma siamo nella piena attualità. Esatto, sì. Quindi anche questo fonte di ispirazione. Sicuramente, la collaborazione con 7-9 è nata proprio dopo che ho realizzato una GIF animata su Greta Thunberg, e la casa editrice ha notato questa GIF, mi ha contattata e da lì è nata un po' l'idea di usare le mie illustrazioni per il libro che aveva scritto Fulvia degli Innocenti. Quindi è nato un po' per caso, però è un tema a cui sono molto legata e insomma sono contenta di aver lavorato a questo progetto. E quindi, appunto, e voi cosa ricordate di un film di Francesca Rizz all'Eden Caffè, noto locale trevigiano, che insomma, tutti i trevigiani conoscono. Per chi viene da fuori poi ci sono tutte le piantine, quindi potete trovare facilmente tutti i luoghi del festival. Visto che Francesca Rizz è anche nel comitato artistico, allora magari chiediamo anche a lei, insomma, di indicarci tra queste 15 mostre. Il programma è ricchissimo e purtroppo ragioni di tempo non ci permettono di passarlo tutto in rassegna, però possiamo dare, Francesca, così qualche indicazione, insomma, quelle che proprio da addetta ai lavori sono tutte imperdibili, ma insomma quelle da cui iniziare, mettiamole così. Tutte sono molto interessanti e belle. Una molto importante sarà sicuramente quella di Gabriella Giandelli in Fondazione Benetton. Ho visto già qualche tavola e sono spettacolari. Altre mostre importanti sono quelle di Matt Forsyth a Santi 40. Poi ci sono John McNaught, che è un altro big che viene da Londra e che ha appunto fatto il poster del festival, con un allestimento molto bizzarro. Vedrete delle cose un po' interessanti. E questo invece sarà Palazzo Giacomelli. Quindi portiamo un allestimento bizzarro nella sede di un'industria, è una cosa bella, no? Sì. La paludata sede degli industriali. Poi ci sono Cécile Dormeau e Sara Anderson nella stessa sede, cioè a BS Gallery, vicino via San Nicolò. Sono 2 illustratrici internazionali e tutte e 2 legate a dei temi femministi, quindi vedrete delle cose anche lì molto interessanti e
e anche un po' spinte. Sempre per Anche stare questo- legati all'attualità. no? Esatto, giusto per chi pensa, dice fumetti, insomma, sono solo storielle così. No, si No, raccontano anche temi di grande attualità, appunto. Sicuramente. E poi cosa mi sto dimenticando? Ce ne sono No, no, tre. beh, dovevi dire quelle che vuoi tu. Ok. Appunto, no, ce ne sono tantissime, ne approfittiamo per ricordare che Ah, poi naturalmente tutto il Perfetto. programma completo sarà anche sul sito, ci sono i vari libricini, le Chiaro. guide che potete trovare poi giusto distribuite un po' anche in città, Sì. oltre che nelle stesse sedi delle mostre, e comunque sul sito www.trevisocomicbookfestival tutoattaccato.it ci sono tutti i dettagli, gli orari. Ne approfittiamo per ricordare che tutte le mostre, tutti gli eventi sono gratuiti. Gratuiti. Quindi anche questo un plauso allo sforzo dell'organizzazione. E prima appunto lo mostrava anche Alberto Polita, lo diceva mentre citavamo l'autore, questo è il manifesto, che tra l'altro c'è una storia curiosa un po' dietro, insomma, e più di qualcuno si è chiesto ma cosa ci fa questa Un'anatra. questa Esatto. papera in copertina, perché? No, allora è una cosa abbastanza divertente. Ci siamo resi conto negli anni che tutti i nostri ospiti stranieri, in particolare quelli dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, tornavano a casa molto contenti del fatto di aver visto queste bellissime river chicken di Treviso, cioè le anatre nostre che girano appunto in tutti i canali della città. E siccome appunto avevamo deciso di chiedere a questo autore britannico un manifesto, abbiamo detto allora lavora sul concetto di anatra, che è una cosa che appunto a voi inglesi qui piace molto, e ha fatto veramente questo capolavoro inserendo un'anatra gigante in un contesto urbano di una città che potrebbe essere Treviso, ma 1000 delle città del Veneto, insomma, quindi siamo internazionali anche nel manifesto, pur essendoci un'anatra che ci contraddistingue. E quindi questa anatra trevigiana, ambasciatrice del Esatto. fumetto e dell'illustrazione. È molto apprezzata. Quindi... Ecco, Alberto Polita, lo accennavamo prima, le mostre, l'altro grande polo del Treviso Comic Book Festival è invece la mostra mercato con appunto queste vendite e presentazione di produzioni e autoproduzioni che quest'anno, lo diceva all'inizio, sarà in questo luogo speciale, insomma, appunto. Esatto, appunto il TCBF ha sempre due anime, è un grossissimo programma culturale che è stato benissimo anticipato da Francesca, e poi la mostra mercato che è un po' il cuore pulsante commerciale del festival, perché i fumetti li mettiamo in mostra ma poi bisogna anche venderli, e quindi la cosa bella è che come ogni anno, pur essendo un festival non delle dimensioni magari di Lucca o di altre fiere che sono prettamente commerciali, le case editrici vengono volentieri da noi perché sentono un terreno dove possono riuscire a vendere e promuovere anche quegli artisti che magari a livello mainstream non riescono sempre a lanciare, e quindi ci sarà grande presenza di case editrici anche quest'anno, ce ne saranno anche di nuove con sempre 200-250 autori presenti, è una cosa che ci teniamo a ricordare. La sede della mostra mercato è il grosso cruccio del Treviso Comic Book Festival. Per 3 anni siamo stati all'ex Umberto I, il palazzo dell'Isra, che ci ha ospitato per 3 anni e adesso appunto ospita il co-housing per anziani. Sono lavori in Esatto, corso. sì. Quindi, Alcuni sono già entrati, insomma, alcuni quindi abbiamo preparato il terreno per renderli felici. E l'anno scorso abbiamo appunto la meravigliosa esperienza della sede dell'ex ANCE in pieno centro, concessa da Fondazione Cassamarca. Quest'anno ci siamo dovuti mettere di nuovo a cercare una sede e, visto che ci piace riaprire i posti chiusi, il palazzo dell'ex questura ormai è chiuso da 8 anni, via Carlo Alberto è una delle vie principali della città che però anche a livello di negozi stava un po' scemando e quindi proprio anche per la mancanza probabilmente di cose all'interno. Di attività e di vita, certo. Siamo venuti in contatto grazie a Fondazione Cassamarca con i proprietari nuovi che l'hanno appena acquisita, i quali sono stati ben disposti da subito, per fortuna, di concedercela, e quindi la faremo lì dentro. La sede è gigantesca, sono quasi 6.000 metri quadrati con un parco all'interno, varie situazioni, vari spazi, 2 piani, chiostri, insomma. Stiamo lavorando tantissimo, abbiamo appena finito di pulirla oggi, abbiamo trovato anche dei colombi dentro, una colomba bianca, quindi è sicuramente un buon segno. Viva ed è stata Viva ed è stata liberata, come ho il video della colomba che viene liberata. Esatto, di buon auspicio, Esatto. Vedremo se tornerà con...
A parte gli scherzi, no, quindi sabato 28, domenica 29, dalle 10 alle 19, ingresso gratuito, ci sono le migliori novità editoriali, ci sono i negozianti di fumetti, di gadget e dell'antiquariato, ci sono le autoproduzioni che sono una delle 3 nostre caratteristiche principali a Mostra Mercato, sono ben 50 e sono appunto la nuova linfa del fumetto italiano, da cui anche Francesca e gli altri ragazzi sono usciti un po' di anni fa, insomma, quindi questa è una cosa che ci fa molto piacere. Certamente, siete riusciti a concentrare tutto questa volta in un'unica sede. Sì, questo è un vantaggio, questo è un vantaggio. E quindi sì. insomma un motivo in più per andare, farsi un giro, si può passare quasi insomma diverse ore all'interno guardando tutto e oltre al valore aggiunto, lo dicevamo, per i trevigiani, ma anche per chi viene da fuori, ma appunto per gli stessi residenti della città, quella di riscoprire un luogo che è chiuso ormai da diversi anni, da quando la questura si è trasferita all'Appiani, e che anche prima, a dire la verità, non molti, e chi per sua fortuna non ha avuto a che fare con problemi legati appunto a fatti all'ordine pubblico, non ha mai visitato, anche perché appunto molti di quegli uffici erano davvero preclusi al pubblico, e quindi è l'occasione anche per dare una sbirciata. Lo diciamo noi perché giustamente i ragazzi del Treviso Comic Book Festival non lo dicono, c'è un grandissimo lavoro dietro queste aperture, un lavoro di preparazione, però insomma noi ci auguriamo che possano continuare a farlo con tanti altri palazzi, altri luoghi. Ci sono purtroppo diversi buchi neri nella nostra città, e questo è anche un modo per riportare l'attenzione su questi vuoti. Altro aspetto meritorio del festival. Mostra mercato, però Francesca Rizzo, poi ci sono anche tante altre cose, seminari con gli autori, laboratori per i bambini, sì, davvero presentazioni di libri, insomma il programma è ricchissimo, insomma tanti. c'è un sacco di roba. Rimandiamo sempre alla sì, brochure, al sito, al programma completo. Anche per i bambini c'è anche la possibilità, no, di provare, anche questo è importante. Sì, ci sono dei workshop apposta per i bambini, tutti alla Brat, se non sbaglio. 2 li facciamo alla Brat, sì. Quindi la biblioteca dei ragazzi a Palazzo Rinaldi. È iniziato un bellissimo rapporto con la Brat dall'anno scorso e sono già andati sold out tutte e 2, quindi insomma un buon segnale. Una bella occasione. Fumettisti. Sì, esatto, quello sicuramente. Come abbiamo cercato di fare dall'inizio, peraltro. Una delle nostre missioni era quella di ricostruire un tessuto di autori trevigiani che era venuto meno dopo le grandi stagioni di Treviso Comics e dei grandi veneziani, e ci siamo riusciti, almeno per il momento. Insomma, Francesca è un po' l'esempio, cioè è venuta a fare la volontaria 7 anni fa e adesso pubblica con Einaudi, quindi insomma un po' ci bullarci di questa cosa, anche se magari ce l'ha fatta da sola, però nel senso insomma, è lo scherzo, ha avuto la giusta spinta, è uno scherzo, no vabbè, nel senso è bello che siano nati autori. No, una cosa molto bella per gli aspiranti fumettisti che già un po' disegnano è avere l'occasione di avere un fumettista americano, cioè che è Jason Howard, che viene a fare un laboratorio. Lui è uno dei disegnatori per i quali i grandi sceneggiatori scelgono lui per i loro progetti personali. Parlo ad esempio di Kirkman, che è il creatore di The Walking Dead. Per le sue serie minori ha scelto questo Jason Howard, e quindi Jason Howard farà un workshop spiegando come si traduce la sceneggiatura di un mostro sacro in un fumetto. E quindi anche questa iniziativa. C'è il premio Boscarato come tutti gli anni, quindi anche questa attesissimo. Insomma, poi vedremo le nomination e i vincitori. C'è altro progetto ormai tradizionale di Treviso Comic Book Festival, quello delle vetrine. Quindi abbiamo di cui la Francesca è una protagonista da anni. Sta andando a disegnare anche lei le vetrine. Quest'anno un po' meno perché devo seguire 15 mostre, insomma. ormai quest'anno la Francesca è la coordinatrice di tutti gli allestimenti, quindi insomma grande responsabilità. Ne ha da fare, però qualche vetrina è riuscita a fare qualche schizzo lo stesso. Sempre, esatto. L'obiettivo 300? 300 quest'anno. Ci arriviamo? Ma secondo me sì. Poi abbiamo veramente una squadra di disegnatori fortissima. Mamma mia, quest'anno sì. Tante nuove leve.
e anche i negozianti che magari all'inizio erano un po' scettici, adesso so che c'è insomma anche lì si comincia a fare a gara per le richieste, e li abbiamo visti anche, insomma, poi non vengono cancellati, ce ne sono qualcuno alcune durano un bel po' di mesi, anzi anche anni a ci sono volte. ancora quelle del 2018 a cui adesso bisognerà per Anche forza, qualcuno del 2017. bisogna per forza riaggiornarle, Esatto, insomma. esatto. Quindi questa è un'altra novità di un festival sempre più diffuso, insomma, in città, e sempre più radicato in città. Insomma, cos'altro dire? Abbiamo annunciato un po' tutto il programma, pur sinteticamente. Un'ultima notazione. C'è il ritorno di un grandissimo artista molto noto a livello popolare, che è Zero Calcare, che probabilmente è il più famoso fumettista italiano. Torna da noi dopo 7 anni. E il suo equivalente per gli under 20, che è Sio, ci sarà anche lui quest'anno, e quindi insomma siamo sicuri che anche quest'anno di offrire una platea veramente del miglior fumetto che si produce in Italia, in Europa e nel mondo, perché ricordo che quest'anno ci sono ospiti dal Canada, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia, dalla Svezia, insomma veramente tantissimi autori stranieri che possono confrontarsi anche con il tessuto produttivo culturale italiano e veneto. Tanti autori stranieri, tanti autori italiani, anche tanti visitatori stranieri compresi, insomma, lo ricordiamo, ormai il festival muove anche un indotto non trascurabile. Beh sì, nel senso, il bene o male abbiamo calcolato che nel giro del festival, tra la mostra mercato e le mostre, siamo arrivati a contare circa 38.000 visitatori l'anno scorso, che anche per una città come Treviso è una dimensione corretta, anche perché il turista che viene per vedere un festival come il nostro è un turista culturale, che quindi è un turista che spende, investe sul territorio, e gli hotel con cui lavoriamo, i bed and breakfast, bene o male, sono sempre molto contenti di quello che facciamo e proponiamo. Da soli gestiamo circa 400 presenze turistiche in 2 giorni, quindi insomma non è male come situazione. E poi ci piace molto il rapporto che abbiamo instaurato e con le istituzioni che ci supportano a vario titolo e con i nostri sponsor, senza i quali non viviamo. Ricordiamolo che il Treviso Comic Book Festival, come hai detto tu prima Mattia, è tutto completamente gratuito, quindi tutto quello che c'è è grazie agli sponsor, alle istituzioni e alla voglia e alla forza dei nostri 100 volontari, dei quali noi 2 siamo tra i primi volontari, quindi ci fa molto piacere. Anche quest'anno abbiamo tirato su una squadra incredibile di ragazzi e ragazze da tutto il Veneto, e veramente è una cosa che ogni anno ci riempie il cuore e ci permette di mettere in piedi la manifestazione così come l'abbiamo conosciuta. Poi magari sbagliamo qualcosa a livello di burocrazia, però siamo ragazzi, bisogna portare pazienza. Sì, assolutamente, lì purtroppo questo è un po' il cruccio di tutti gli organizzatori, verrà perdonato ben volentieri. Allora, tramite Francesca poi portiamo anche appunto il ringraziamento a tutta questa squadra di volontari che lavora dietro le quinte, come dicevamo. Insomma, il Treviso Comic Book Festival è in rampa di lancio, lo ricordiamo ancora una volta, da giovedì 26 a domenica 29, 15 mostre. Prossimi obiettivi invece di Francesca Rizz dopo queste pubblicazioni e dopo aver ripreso fiato dopo l'organizzazione delle mostre, a cosa lavoriamo? Ma spero che ci siano altri libri in programma, e ho appena consegnato una copertina sempre per Inaudi Ragazzi che uscirà penso a fine anno, quindi si vedrà un altro lavoro con Inaudi Ragazzi e poi chi lo sa, staremo a vedere. Bene, abbiamo insomma già qualche tavola per il Treviso Comic Book 2020 esatto. Già qualcosa c'è. E allora davvero vi invitiamo una volta di più ad andare a visitare tutte le esposizioni, la mostra mercato, i workshop, i laboratori, gli incontri con l'autore, i dibattiti, insomma ce n'è chi più ne ha più ne metta, in più a farvi un giro per la città, a scoprire qualche luogo diverso dal solito con il Treviso Comic Book Festival dal 26, vediamo, riusciamo a inquadrarlo bene, eccoci qui, Treviso Comic Book Festival TCBF 2019, 16ª edizione, dal 26 al 29 settembre, tutto gratis a Treviso. Grazie al direttore artistico Alberto Polita, grazie a Francesca Rizz
illustratrice in esposizione, lo ricordiamo, l'unica trevigiana, quindi è stato anche un piacere averla qui, e poi naturalmente anche lei elemento, ingranaggio della grande macchina organizzativa. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia a tutti voi, e appuntamento ai prossimi speciali sempre qui sui canali video e sui 97 e 500 di Radio Veneto 1. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.